Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio in collaborazione con l'FNP CISL. Avremo anche un momento con il CAF, sempre della CISL, molto importante per ricordare alcune scadenze, per parlare anche del RED. Nostre interlocutrici odierne, come sempre Vanna Giantin, ben ritornata, segretaria generale FNP del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno. E Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL Verona, grazie anche a lei. Anche a voi. Allora, premesso, colgo l'occasione di questo spazio per ricordare, fate benissimo a scriverci relativamente alle questioni FNP CISL, ci avete parlato, scritto tanti di vaccini e problematiche in base anche ai temi che affrontiamo. Come sempre scrivete sempre anche le sedi dell'FNP CISL del Veneto. So che già lo fate, mandate anche la stessa mail, ma sollecitate perché noi direttamente non possiamo rispondervi per questioni specifiche, tecniche che ci presentate. È meglio recarsi presso le sedi, prenotando e otterrete anche delle risposte. Questo anche per quel che riguarda il CAF e le questioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Detto questo, io direi che è il momento anche di fare un po' un bilancio. È passato un anno infinito, Vanna Giantin, segretaria, di questo benedetto Covid. Siamo arrivati anche alle tante auspicate vaccinazioni, ma perché non lo ripercorriamo insieme e vediamo quali sono anche dopo alla fine le attuali criticità, rispondendo così alle tante mail che anche voi ricevete peraltro. Sì, diciamo che è passato un anno, speravamo che dopo un anno fossimo praticamente in uscita da questa situazione di pandemia e invece scopriamo in questi giorni che ovviamente ci stanno tornando degli aumenti di contagio. Adesso c'è anche la preoccupazione delle varianti brasiliana, inglese, eccetera. E qual è la problematica? La problematica è che abbiamo fatto un periodo iniziale dove non si capiva bene cos'era questo virus. Abbiamo fatto un periodo di chiusura totale in casa in modo da evitare contagi eccetera. Abbiamo passato un'estate dove qualcuno si era illuso che era tutto finito, che quindi si poteva fare quello che si voleva. Abbiamo ripreso con l'autunno che sostanzialmente ci ha rimesso di fronte all'aumento dei contagi e all'aumento del virus. Abbiamo avuto grossi problemi con le scuole, chiudi, apri, DAD, quindi didattica a distanza, che per molte zone del paese è stata veramente problematica. E speravamo di arrivare con l'arrivo dei vaccini a una situazione di maggiore tranquillità. In effetti non è così perché allora stiamo scoprendo in questi giorni che è ripartito un aumento dei contagi. Tra l'altro dalle notizie che abbiamo i contagi arrivano su classi di età più basse di quelle degli anziani. Con il rischio che poi i giovani, gli scolari che tornano a casa infettano di nuovo praticamente nonni, genitori eccetera. Qual è il problema? Il problema è che ovviamente qui abbiamo la necessità di capire come ne usciamo. Ieri il ministro della Sanità in Parlamento diceva sostanzialmente che siamo all'ultimo miglio. Noi non abbiamo capito se siamo all'ultimo miglio. Il problema vero è che adesso sappiamo due cose: che per evitare i contagi bisogna rispettare una serie di regole, quindi mascherina, evitare gli assembramenti, il lavaggio delle mani. No, non ne siamo usciti, però vediamo specialmente in questi giorni che si sta scaldando un po' l'aria, che molti pensano che la mascherina non serve più, che si può andare fuori senza mascherina, eccetera. Dall'altra parte abbiamo tutta la problematica dei vaccini. Adesso abbiamo capito che la vaccinazione è quella, da un lato, che ci salva la vita, la nostra è quella degli altri, ma è anche l'unica condizione per tornare a una condizione di vita normale. Quali sono le problematiche che abbiamo sul tappeto? Primo, il numero di vaccini che ci viene consegnato, perché a seconda del numero di vaccini si può decidere
come allargare la platea di quelli che vengono vaccinati. Vediamo la slide delle vaccinazioni in Veneto, così ci rendiamo anche conto un attimo degli andamenti, la teniamo un attimo, i nostri telespettatori con calma la vedono. Prego, segretaria. La seconda problematica che abbiamo è che non c'è un programma chiaro della Regione Veneto su come intende vaccinare le diverse tipologie di persone. Allora, mentre in quasi tutte le regioni per gli anziani, a parte quelli delle case di riposo che sono già stati vaccinati, quindi diciamo che nelle case di riposo sono stati vaccinati gli anziani, tutti quelli che era possibile vaccinare, perché alcune informazioni che ci arrivano da alcune case di riposo è che non era possibile vaccinare il 100% perché alcuni soggetti hanno patologie che non permettono di fargli il vaccino. Quindi la parte case di riposo diciamo che è andata avanti con un programma abbastanza chiaro. Resta tutto il problema degli anziani che vivono da soli, che vivono a domicilio, che vivono sul territorio, perché su questo praticamente la Regione Veneto non ha dato nessuna indicazione. Allora, in altre regioni, tipo la Lombardia, il Lazio, eccetera, non hanno fatto convocazioni, ma hanno lasciato che fossero gli anziani a prenotarsi per andare a fare il vaccino. Quindi che uno avesse 80 anni, che uno ne avesse 90 o che uno ne avesse 92, bastava che facesse la prenotazione e in base alla prenotazione si recava a fare il vaccino. In Veneto invece hanno fatto una situazione rigida per cui è l'ASL che convoca, praticamente manda a casa della persona la convocazione col giorno, l'ora e il luogo dove andare a fare la vaccinazione, però questa organizzazione si è fermata agli 83 anni. Quindi noi sappiamo che entro marzo praticamente... Ecco, vediamo il calendario vaccinale in video, se la riuscite esatto, vengono vaccinati quelli fino a 83 anni. Per quelli dopo gli 83 anni sostanzialmente non sappiamo più nulla. E quindi c'è la preoccupazione di quando sarà fatta la vaccinazione, ma c'è anche l'altro problema, che se la Regione Veneto mantiene il calendario di una classe di età per ogni settimana, vediamo per esempio l'8 marzo gli 82 anni, il 15 marzo gli 83 anni, significa che quelli che hanno 90-92 anni vanno a finire a giugno-luglio, sapendo che sono le categorie più fragili, quelle più esposte al contagio e che sostanzialmente rischiano di non arrivare al momento in cui li devono vaccinare. Noi abbiamo contestato questa organizzazione alla Regione, spiegandogli che le direttive nazionali parlano di ultra ottantenni, ma non fanno una divisione rigida in questa maniera. Non solo, non si capisce e non lo capiscono gli utenti, non lo capiscono i nostri iscritti, perché queste sono molte delle telefonate che riceviamo, perché sono partiti dagli 80 anni e non dai 90, per cui perché hanno scelto di partire dagli ottantenni. La settimana scorsa, tra l'altro, sui giornali ci sono state proteste di 92enni importanti che protestavano dicendo noi abbiamo una vita sociale e vogliamo in qualche maniera essere vaccinati. Le slide che abbiamo dimostrato danno dei dati diversi, allora se ripartiamo un attimo con le due slide. Torniamo indietro quindi dalle slide iniziali. Allora, uno sono le dosi somministrate, cosa vuol dire? Che sono dosi di vaccino date praticamente ai numeri delle persone che vediamo, che però non sono considerati vaccinati perché hanno fatto solo la prima dose. Mentre la seconda slide ci dice quanti sono realmente i vaccinati perché hanno ricevuto la prima e la seconda dose. Vedete che la differenza praticamente sono 2/3 e 1/3. 2/3 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, quelli che però possiamo considerare vaccinati, che quindi hanno ricevuto tutte e due le dosi, sono sostanzialmente 1/3, 110.000 circa, anche perché questi sono dati che si aggiornano ogni giorno, ogni ora, a man mano che vanno avanti le vaccinazioni.
Ma quindi L'altro dato sì, che chiedo solo emerge questo. è che sia nel primo caso che nel secondo la distinzione per sesso è che sono 2/3 donne e 1/3 uomini, Certo. il che vuol dire che nelle classi alte di età abbiamo più donne che uomini. Questo che volevo chiedere era questa cosa qua. Io vedo vaccinazioni in Veneto, quindi prima dose, più che plurinovantenni, più di 90 anni, abbiamo 15.402, che sarebbero quelli nelle case di riposo. Sono quelli delle case di riposo, come gli 80-89 sono quelli delle case di riposo. Perfetto. Però poi Perché quando gli vediamo... ottantenni, allora, gli ottantenni che risultano vaccinati sostanzialmente sono 40.180. Sì. Parliamo di ottantenni, Sì. e questo è il dato che dà il Ministero della Sanità nelle sue statistiche, e quindi sono quelli, almeno da come sono fatte le statistiche, perché c'è un dato che parla di ospiti di strutture residenziali e un altro dato che parla di ottantenni. Questi dovremmo considerarli, i 40.000, come gli ottantenni fuori praticamente dalle case di riposo. Ah, ho capito. Comunque quelli delle case di riposo, rispondendo anche a più mail che ci sono arrivate, sono stati già vaccinati la seconda volta, quindi hanno completato il vaccino oppure no? Dipende da dove sono partiti, la stragrande maggioranza sì, hanno completato anche la seconda dose, però siccome sono i primi che sono partiti sappiamo che c'è 3 settimane di differenza, può darsi che ce ne sia una parte anche che non l'hanno completata, però diciamo che le informazioni che ci arrivano dai territori, per le ASL territoriali, le case di riposo sono considerate vaccinate tutte, tranne le persone che per patologie di un certo tipo non possono ricevere il vaccino. Perfetto. Vediamo solo rapidamente, poi passiamo anche al CAF perché il tempo vola, dettaglio degli over 80, quindi l'altra slide delle vaccinazioni sempre in Veneto, abbiamo un dettaglio proprio per età e vediamo che effettivamente ci sono delle variabili abbastanza interessanti. Eccolo qua. Prego, segretaria. Sì, aspetti che... Allora, sì, qui praticamente sono le vaccinazioni sempre con il discorso prima o seconda dose, perché qui parliamo di vaccinazioni, non di vaccinati, e vede che 80, 82, 84, 86, allora, se consideriamo le vaccinazioni che sono state fatte con il calendario degli ottantenni all'esterno delle case di riposo, siccome praticamente è stato vaccinato col 15 febbraio la classe del 41, quindi gli ottantenni, sì, e col 22 di febbraio la classe degli 81enni, dovremmo concludere che praticamente tutto il resto, quelli 84, 86, 88, 90, 92, è gente che proviene dalle case di riposo, perché non ci sono state vaccinazioni esterne. L'altro problema vero con cui non abbiamo chiarezza dalla Regione è come sarà organizzata la vaccinazione a domicilio, sia per gli anziani ma anche per i non anziani, che hanno praticamente limitazioni e che non possono recarsi agli appuntamenti che gli sono stati fissati. Qui c'è un grosso problema perché l'altro ieri a livello nazionale è stato siglato l'accordo con i medici di famiglia, però i medici in Veneto il protocollo non è ancora perfezionato, però i medici di famiglia, siccome avranno in dotazione solo il vaccino di AstraZeneca, potranno vaccinare solo fino a 65 anni. Quindi cosa succede di quelli dai 65 in poi? Molti sono anziani che vivono da soli, che non possono essere accompagnati, e qui, secondo le indicazioni che ci aveva dato la Regione, dovevano entrare in campo le USCA. Però anche qui non c'è nessuna indicazione. Le stesse direttive che il direttore sanitario regionale Flor ha dato in una sua circolare parla che le ASL si devono organizzare, quindi devono organizzare come intervenire, certo, per le vaccinazioni a domicilio e per la vaccinazione delle persone che non si possono spostare.
però siamo alla fine di febbraio e quindi sostanzialmente noi non abbiamo né informazioni né diciamo così calendari di come partirà questa cosa. Noi stiamo ricevendo, ho ricevuto stamattina una mail disperata di una signora che dice: io ho una mamma di 78 anni malata di Parkinson, operata al cervello e non so e non ho capito come posso fare a vaccinarla, visto che in contemporanea ho un figlio di 12 anni messo a casa dalla scuola perché praticamente a scuola c'è stato un contagio. Chiaro. Queste sono le situazioni drammatiche, questo è un esempio, che noi riceviamo ogni mattina e alla quale non siamo in grado di dare una risposta, perché la Regione a queste cose non ha dato risposta. Chiaro. Allora, aspettando una risposta che poi anche trasmetteremo televisivamente, oltre che voi naturalmente con le mail, perché anche noi abbiamo tante sollecitazioni al riguardo da queste problematiche. Noi comunque le mail che ci vengono mandate rispondiamo, sì. Rispondiamo anche se non siamo in grado di dare una risposta concreta, rispondiamo suggerendo alle persone come si possono muovere. Perfetto, e allora quindi vi consiglio vivamente di scrivere all'FNP CISL, mandare una mail. Passiamo rapidamente anche alle questioni CAF, vediamo anche la prima slide con Monica Sartori, perché effettivamente ci sono delle novità per l'anno in corso, o se non ci sono comunque è bene che vengano affrontate. Eccolo qua, prego segretaria. Sì, diciamo che la novità più importante che riguarda il 730 di quest'anno è che dallo scorso anno tutti i contribuenti, pensionati e non, devono presentare la documentazione al 730 indicando ovviamente tutte le spese sostenute, ma devono indicarci come sono state pagate. Le spese che si inseriscono nel 730, ad eccezione solo di due cose di cui parleremo tra un attimo, devono essere pagate con modalità tracciabile, bancomat, carta di credito, assegno bonifico bancario. Le spese pagate in contanti non sono più detraibili. Ed è un problema per le famiglie, assolutamente, perché assolutamente sì. Anche i farmaci? Anche i farmaci? Farmaci, la scheda successiva, comunque l'unica eccezione riguarda due situazioni: tutto quello che si acquista in farmacia e quello che noi andiamo a pagare in azienda ospedaliera, all'ospedale o nelle cliniche comunque convenzionate. Vediamo la slide successiva, infatti, che dove ci spiega un attimo dove non si applica questo obbligo. Ma questi, no, questa è la slide di tutte le spese che devono essere tracciate. Ok. Intanto al di là comunque non importa, slide, sostanzialmente. Si può parlarne anche senza slide. Allora, sì. Le uniche cose che possono essere pagate in contanti sono tutte le cose che acquistiamo in farmacia, tutto quello che spendiamo in ospedale e nelle cliniche private, nelle case di cura convenzionate, negli ospedali privati, tutto quel mondo lì è salvo. Ma la persona che va dal dentista, la persona che va dall'oculista, la persona che si compra gli occhiali, tutto quello che si fa in uno studio privato, in un laboratorio privato, se non è pagato col bancomat o con la carta di credito, non è più detraibile. La cosa che ci tranquillizza un attimo, soprattutto per le persone anziane, è che non è obbligatorio che la persona anziana, che è la signora che è andata a fare la visita dal dentista, abbia un conto corrente personale o un bancomat personale. Può essere usato anche il bancomat di un familiare, e meno male se non sarebbe stato sarebbe stato un problema, assolutamente sì. L'avevamo detto e annunciato anche lo scorso anno che ci sarebbero state queste questioni, adesso arriviamo quindi al dunque. Forse sono anche più urgenti per le persone, come diceva lei, che non sono magari anziane, perché lì c'è tutta una serie di spese tipo affitto di studenti universitari, assicurazioni, spese funebri, insomma c'è attività sportiva, autobus, badante, tutto quello che si mette nel 730 deve essere tracciabile, tutto. Ecco, ad tutto eccezione quello solo che di queste due cose di cui abbiamo parlato, tutto tracciabile. Ma lì bisogna avere anche la ricevuta quindi del pagamento col banco? Noi non abbiamo ancora le regole del 730 del 2021, però ci aspettiamo che la ricevuta sia un argomento controverso. L'ottimale sarebbe che la persona ci portasse la parte dell'estratto conto del bancomat. Ecco. La normativa ha anche chiarito adesso che io sono andata a comprare l'abbonamento di mio figlio, sono sicura che ho pagato col bancomat ma ho perso tutto, potremo andare nell'azienda di trasporti e farci fare una dichiarazione che l'abbonamento di mio figlio è stato pagato con il bancomat. Secondo me è più pratico andare in banca e farsi fare l'estratto conto della banca o della posta, in modo che con un unico movimento io porto a casa tutte le spese del 2020, anziché andare a recuperare come ho pagato il
bancomat, come ho pagato l'abbonamento, come ho pagato l'assicurazione, come ho pagato la scuola, come ho pagato la ginnastica o la piscina, insomma, ecco, quindi credo che per la famiglia sia più pratico recuperare l'estratto conto. Poi ci faranno vedere solo le uscite in modo da mantenere la loro privacy, ma almeno noi riusciamo a risolvere il problema, perché diversamente dobbiamo bloccare il 730. Diamo due informazioni sul RED, visto che la scadenza è più immediata. Volentieri. Allora, intanto partiamo da questa considerazione. Il RED, che è una comunicazione che va fatta tutti gli anni all'INPS, scade al 31 marzo del 2021, quindi abbiamo ancora tempo. La cosa spiacevole è che questi pensionati non vengono avvicinati da una lettera, ma devono ricordarsi di venire da noi, perché non c'è più la comunicazione per iscritto. Ricordo che le persone che devono fare il RED non sono tutti pensionati, per fortuna, ma solo quelli che hanno la loro pensioncina non molto alta collegata al reddito, in particolare le pensioni di reversibilità per i vedovi o le vedove, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale e la 14ª. C'è anche una HPS, la chiamiamo, insomma, in termini un po' tecnico, per definire l'assegno sociale. Questi sono i RED ordinari che scadono il 30 di marzo. Molti pensionati che l'anno scorso anno non hanno fatto il RED perché non si sono resi conto, stanno ricevendo una lettera. Nella lettera c'è scritto che avevano tempo fino al 28 febbraio, quindi domani mattina. Vorrei tranquillizzare, perché è vero che sulla lettera c'è scritto che c'è tempo fino al 28, ma noi come CAF abbiamo un mese in più. Quindi per quanto abbiano la scadenza il 28 di marzo, se lo fanno da soli sul sito dell'INPS, se vengono da noi abbiamo tutto il mese di marzo, quindi non c'è nessuna difficoltà. È importante farlo, soprattutto il sollecito, perché nel momento in cui anche l'anno dopo arriva la lettera di sollecito e il pensionato non si attiva, l'INPS prima o dopo sospende. Chiaro. Si può recuperare, ma sarebbe simpatico non arrivare alla sospensione, insomma, quindi mi raccomando. I solleciti arrivano tutti per lettera, quindi la persona è informata. Prendete appuntamento, il servizio è gratuito perché è una pratica che ci viene poi corrisposta dall'INPS, quindi il pensionato non ha bisogno di pagare nulla. Tutto il mese di marzo attiviamoci. In tutte le sedi del CAF del Veneto siamo a disposizione. Prenotando prima, ricordiamolo, perché magari sì, solo su appuntamento. Solo su appuntamento, quindi chiamando, fissandosi un appuntamento. Cos'è la campagna INV-CIV? L'INV-CIV è quello di cui ho parlato un minuto fa, cioè l'assegno all'invalidità civile. È una invalidità civile. Quindi sono queste persone che non hanno una pensione ordinaria, possono essere anche bambini, persone disabili che hanno un'invalidità civile. In questo caso noi dobbiamo fare una dichiarazione sull'HPS, sulle pensioni sociali, per fare alcune dichiarazioni. Okay. Comunque questo mondo dell'invalidità arriva sempre per lettera, quindi queste persone sono un pochetto più tutelate, la documentazione arriva. È il RED normale che proprio devono ricordarselo loro, se no gli arriva il sollecito l'anno dopo. Assolutamente. Io la ringrazio tantissimo. Do la parola in chiusura a Vanna Giantin, segretaria. Grazie. Voglio ricordare, scusate se mi sono intromessa su questa storia dei RED, perché purtroppo l'INPS un po' di anni fa, per risparmiare le spese postali, ha smesso di mandare a casa dei pensionati che avevano la necessità di fare il RED ogni anno la comunicazione ricordandogli che dovevano compilare il RED. Questo che cosa ha comportato? Che molti pensionati, quelli che hanno le prestazioni legate al reddito, se ne dimenticano e arrivano solo quando l'INPS gli ha ridotto o bloccato la prestazione, e lì la cosa diventa ancora più complicata. Allora noi facciamo questi meccanismi di ricordare, però è chiaro che, perché parliamoci chiaro, nei nostri anziani qual è il meccanismo? Che se vedono la lettera dell'INPS prendono paura e allora dicono: mi ha scritto l'INPS, che cosa vuole? Ma se non arriva la lettera dell'INPS, spesso, specialmente se vivono da soli e non hanno qualche familiare che controlla questa cosa, si dimenticano che una parte o tutta la loro prestazione pensionistica è legata alla dichiarazione reddituale. Quindi noi ricordiamo che questo è un adempimento che devono fare se vogliono conservarsi la prestazione. Questo è molto molto importante, assolutamente. L'altra questione è che comunque esiste ancora dei tamponi per gli anziani che non possono muoversi da casa. Abbiamo ricevuto diverse mail anche relativamente a questo. Siamo sempre legati a cosa fanno le singole USL con il discorso dell'utilizzo delle USCA. Perché allora tamponi,
I medici di famiglia non possono andare a domicilio a fare i tamponi, Okay. Possono fare tamponi presso i loro ambulatori, ma non a domicilio. Poi qualche medico magari lo fa perché conosce il suo assistito e chiaramente. Però per disposizione del Ministero i tamponi a domicilio come l'assistenza alle persone soggette a Covid sostanzialmente le può fare solo l'EUSCA. Ricordo che le USCA in Veneto sono 52 sulle 98 che dovevano essere attivate e quindi ce n'è metà. Però come vengono utilizzate a domicilio è un mistero che ogni ASL organizza come vuole. Allora, noi continuiamo a sollecitare la Regione perché ci sia un'informazione pubblica, perché la gente sappia che cosa deve fare. Però se non esce questo, saremo costretti o a tempestare noi la Regione. Io ho deciso che adesso tutte le mail che mi arrivano le giro alla Regione. A chi le giro? All'assessore alla sanità, visto che non rispondono. Seconda cosa, le ASL dovrebbero comunicare pubblicamente che tipo di organizzazione mettono in piedi, perché se non c'è su prenotazione la gente non è che può inventarsi cosa deve fare. Un ruolo comunque importante sull'informazione dovrebbero giocarlo i medici di famiglia, perché i medici di famiglia conoscono i loro assistiti, sanno che problemi hanno e quindi quando siamo di fronte a gente con patologie di un certo tipo che non si possono muovere da casa o che hanno difficoltà, il tramite tra l'organizzazione della USL e i problemi delle singole persone dovrebbe essere il medico di famiglia. L'altra questione che ci è stata presentata è stata questa, in pochi secondi: persone che si trovano da sole, anziane, si fanno accompagnare dal figlio, dal nipote o quant'altro, ma che non ha la disponibilità ad andare nel giorno in cui c'è stata fatta la prenotazione. Cosa fanno? L'altra cosa dovrebbe essere quella che i comuni che conoscono queste problematiche attivino attraverso le associazioni di volontariato un meccanismo per accompagnare queste persone. Poi c'è sempre la possibilità di chiedere alla ASL di spostare l'appuntamento, però sappiamo che in questo momento, con la confusione che c'è, lo spostamento di un appuntamento diventa problematico. Allora, siccome i comuni anche qui hanno accordi con le associazioni di volontariato tipo l'Auser, l'Anteas eccetera, dovrebbero contemplare all'interno dei loro accordi anche l'accompagnare le persone a fare la vaccinazione. Chiarissimo. Allora, grazie Vanna Gentin di averci raccontato e illustrato tutti questi aspetti, sono molto importanti, risottolineiamo, scrivete, sollecitate anche voi in modo tale che poi anche il sindacato possa muoversi a fronte di sollecitazioni da parte vostra certe, chiare su certe problematiche che poi le girerà naturalmente alla Regione che deve risolvere questi problemi. E grazie anche a Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL Verona, grazie molto di averci illustrato questi aspetti. Naturalmente i CAF sono disponibili, anzi per il RED mi raccomando, chiamate, prenotatevi, fatevi vivi, non lasciate perdere perché poi le scadenze, ai noi, sappiamo le conseguenze. Grazie a entrambi. Grazie a voi, noi continueremo a tenere informati i pensionati ma anche tutti gli altri utenti. Assolutamente necessario. Grazie ancora a voi telespettatori di averci seguito e appuntamento a presto.